Il consuntivo delle festività pasquali, l'avvento della primavera e la prospettiva turistica dell'estate. Ascoltiamo in proposito il presidente dell'ABBA, l'associazione Bed and Breakfast di Agrigento, Carmelo Cantone. Ma è un bilancio che decisamente non può ascriversi a positivo, non può essere appellato come positivo. Non è andata male, ma onestamente ci aspettavamo di più. Le strutture ricettive, parlo dei B&B, che ormai sono diventati tantissimi, forse anche troppi per una città come Agrigento, hanno accolto i turisti solamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Onestamente noi ci aspettavamo molto di più per una città che fino a ieri era alle cronache, alle ribalte nazionali, come concorrente a capitale italiana della cultura, una città la cui Valle dei Templi continua a far parlare positivamente di sé. Forse occorre fare una riflessione, avremo modo di farla prossimamente nelle sedi opportune. Leggasi per esempio la consulta per la tassa di soggiorno al comune. Insomma, occorre fare una certa riflessione, perché sicuramente forse abbiamo sperato fin troppo in una manna che venisse dal cielo.